Aneddoti musicali inutili da raccontare alle cene per sembrare colti. Oggi parliamo dei Fame Recording Studios in Muscle Shoals, Alabama. Sono tra i più famosi studi di registrazione statunitensi, fondati nel 1959 e ci hanno registrato davvero tutti. Il suono soul R&B è nato da lì, ma anche Rolling Stones, Bob Seger, grandissimi artisti hanno tutti registrato lì grazie al suono incredibile che hanno fatto. Tra l'altro i Fame Studios sono stati il primo studio di registrazione professionale del Nord America di proprietà dei musicisti, con proprietà anche delle registrazioni e anche dei diritti d'autore dei brani eseguiti. Davvero avanti a tutti. La cosa interessante da sapere è che prima di essere uno studio di registrazione erano l'esposizione delle bare di una locale impresa di pompe funebri. Beh, del resto non hanno così disturbato nessuno registrando dischi, però è sempre divertente quando c'è un cambio così drastico di attività. Buona giornata.